Al generale Vannacci vorremmo rispondere che proprio le ostentazioni di cui parla sono quello di cui la comunità LGBTQIA+ avrebbe bisogno in questo momento. Quello che per gente intollerante come Vannacci è ostentazione, per la comunità significa semplicemente attraversare strade e piazze in completa sicurezza. Risponde così la categoria LGBT del collettivo universitario Liberi Saperi Critici di Venezia alle critiche mosse nei loro confronti dall'eurodeputato Roberto Vannacci. La categoria LGBT, fastidiosi esibizionisti nell'ostentare in pubblico effusioni non richieste e prevaricanti del comune senso del pudore, aveva detto in estrema sintesi da Quarto d'Altino nel tour di promozione elettorale da Porte Grandi alla domanda su San Valentino alle porte con la promozione di offerte e pacchetti gay friendly dai vicini alberghi e hotel termali. A me non dà nessun fastidio l'orientamento sessuale delle persone, ognuno è libero di fare quello che vuole. Quello che invece è fastidioso è l'esibizione ostentativa di quelli che sono eh, piaceri o comunque orientamenti personali e che non interessano al resto del mondo. Cioè, quando invece questo orientamento diventa un modello di società futura, allora le cose danno fastidio perché prevaricano quello che è il senso comune del resto della popolazione. Per il resto, se c'è l'albergo gay friendly, il ristorante gay friendly o la motobarca gay friendly, sono problemi loro, vadano dove vogliano, la libertà è bella proprio per questo. Le parole di Vannacci macigni, di più, violente e ripetute intimidazioni che certamente non tutelano le persone LGBT vittime di aggressioni e pestaggi, la condanna senza se e senza ma del collettivo veneziano. Cosa che invece non sta accadendo in questi mesi, quando le aggressioni verso coppie omosessuali, verso persone, facenti parte della comunità non fanno altro che aumentare, complice un clima politico sempre più repressivo e complici anche le dichiarazioni del generale stesso. Vogliamo poter vivere apertamente e liberamente le nostre vite, senza doverci nascondere in bar o in hotel gay friendly.